No, I'm not a writer. Aggiornamento, no? L'atomizzatore che mi aveva regalato l'amico Tu funziona. Sono andato nel negozio a far vedere se come mai non andava, perché i tipi sono sempre molto gentili. Zio Smoke di Aslo, veramente i numeri uno. E niente, mancava solo la resistenza dentro, e quindi me l'hanno messa, me ne hanno data anche un'altra e funziona perfetto. Così mi hanno insegnato che questo è per il tiro di guancia, che per chi non lo sa, il tiro di guancia è praticamente, non è l'aspirata che tiri nei polmoni, ma è tipo un tiro che tu senti tipo chiuso, tappato, che ti va, te lo tieni appunto in bocca, in guancia, no? Per quello, da lì prende il nome, e poi te lo aspiri una volta tirato dentro, no? Cioè non è l'aspirazione diretta, ma te lo ciucci in bocca e dopo, una volta in bocca, lo tiri dentro, hai capito? Bene, bene, bene. Adesso è per più di un mese che fumo solo questa e non fumo cicche. Questa è una buona cosa, è buono. Però sì, è vero che io non devo fare più video, cioè nel senso devo andare avanti a montare quelli vecchi e poi continuare a far bene i video, cioè a fare un po', a dare un po' un senso alle giornate e tutto quanto. Ma come facevo a non farti vedere il cane pericoloso che dorme così? Nel suo cuscinetto, guarda. Come un umano proprio. Te ti metti sempre nel cuscino. Racconta, eccola là, guarda che ha imparato a sorridere. È da un po' di giorni che ha imparato a sorridere, è vero amore? Che tiri il piccio qua, eh? Chi è che ti ha insegnato a far così? Eh? E fai i sorrisi? Cara. Putanella. Eccola, risolto il problema dell'acqua. Voilà l'acqua. Acqua in quantità. Oh yeah. Camper di Zingano. Ciao camper di Zingano. E la Alessia sta facendo le cose porcelle in bagno. Guarda il sasso dei puffi. Se qualche cane pericoloso c'è. Na 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 na. Dove sono andate le due pesti? Ho perso cane e morosa, così, in un colpo. Va bene, dai. No, il cane no. Allora niente, una cosa che mi dispiace, purtroppo il drone non prende i satelliti, si è fermato a 5. Eh sì che il cielo è anche pulito, io non capisco. Infatti un ragazzo una volta che avevo trovato qua quando ero venuto tipo in primavera qui Zingani a fare un picnic e aveva detto guarda non riesco a far volare il drone, non prende i satelliti. Ho detto ma è strano perché voglio dire il cielo è pulito, va belle montagne ma il satellite ti piglia in verticale, no? Cioè, non è come un segnale telefonico. Quindi niente drone, adesso andiamo avanti.
Digli cane come si fa a rendere area privata sta roba qua. Guarda, guarda.